Era stata depositata il 21 dicembre scorso in Consiglio regionale la proposta di legge di iniziativa popolare, correlata di relazione introduttiva, e ora i promotori facenti parte dell'associazione Luca Coscioni sono entrati in possesso dei moduli vidimati dal Consiglio regionale per poter iniziare la raccolta firme sul tema del suicidio medicalmente assistito. Con questa proposta di legge noi vogliamo specificare bene, cioè 5 articoli, le procedure e i tempi in maniera tale che una persona non aspetti, abbia tempi certi e non indefiniti. La procedura è quella che è stata attuata nel Veneto rispetto alla domanda di Stefano Geller di Cassola. Lui ha ricevuto una risposta, è stata attuata una procedura che è presente in questa proposta di legge. I tempi sono invece più ravvicinati, sono più corti e nel totale dalla prima richiesta alla risposta dell'USL noi diciamo che ci vogliono in questa proposta 20 giorni. Nonostante la possibilità di ottenere questo tipo di aiuto, il Servizio Sanitario Nazionale non garantisce modalità e tempi certi per effettuare le verifiche e per dare risposte alle persone malate che hanno fatto richiesta di accedere al suicidio medicalmente assistito. Nella proposta vengono specificati alcuni punti su tempi e procedure affinché il diritto garantito dalla sentenza della Corte sia efficacemente fruibile. Nel primo articolo sono elencate le condizioni per poter richiedere l'accesso al suicidio medicalmente assistito. L'articolo 2 disciplina gli obblighi delle aziende sanitarie regionali rispetto alle richieste che perverranno dalle persone malate. L'articolo 3 disciplina i tempi di risposta delle aziende sanitarie rispetto alla richiesta della persona malata. La raccolta firme inizierà il 4 febbraio nei vari punti allestiti all'interno degli spazi scelti tra i comuni del Veneto. L'associazione Coscioni punta a raccogliere le oltre 7.000 firme necessarie per proporre al Consiglio regionale del Veneto il testo di legge regionale.